qua in questo piattino ci sono i croccanti alla nocciola di Tortorici. Sono 3 e sono il classico brutto ma buono, poi c'è il brutto ma buono oricense, che a differenza del brutto ma buono classico c'è l'aggiunta di uovo intero e farina di Maiorca. E poi la cosa più bella e più buona che abbiamo a Tortorici, la pasta reale di Tortorici o pasta reale di nocciole. Non a caso presidio Slow Food, perché è di origine conventuale antichissima ed era a rischio estinzione. Dobbiamo dire che dopo la rivalutazione quasi in tutte le pasticcerie di Tortorici e Forni viene prodotta, però solo 2 abbiamo aderito al presidio Slow Food, ma non per questo tutti gli altri non potrebbero essere inseriti o far parte del presidio, perché devo dire che è un vero peccato, perché siamo in tanti ma pochi godono del marchio. Questi sono i nostri classici cioccolatini con nocciola tostata e cioccolato fondente. Come vengono preparati questi? Ma questi vengono preparati con cioccolata fondente temperata, cioccolato puro fondente temperato e nocciole, semplicemente Tostate. nocciole tostate, quindi infatti abbracci tutto il sapore della nocciola e cioccolato senza fronzoli. Ma ci sono altre versioni con l'arancia, col mandarino, e ci sono quelli al cioccolato bianco, ne facciamo tantissimi, il bacetto. E guardate quante dolcezze in questa vetrina. Questo è il bacio, che devo dire la verità più buono di quello famoso. Mancano solo i bigliettini con le frasi d'amore, ma ho pensato più avanti, quando ci trasferiremo nei nuovi locali, di fare invece, anziché i bigliettini d'amore, faremo dei pensierini con delle frasi d'amore in dialetto oricense, turturiciano. Okay. E poi questi che sono all'arancia, che sono solo cioccolato fondente con l'aggiunta di nocciole, granella di nocciole e olio essenziale all'arancia, e c'è anche la versione al mandarino. E poi cosa? Quelli con la versione cioccolata bianca, quale ti presento? Poi questo, il segreto, all'interno c'è una nocciola intera, granella di nocciole e un impasto fatto con farina di nocciole e crema di nocciole e cioccolato. Allora, noi invitiamo tutti gli amici di Vivo in Sicilia a Tortorici a godere di queste dolcezze. Ma amici di Vivo in Sicilia, venite a Tortorici non solo per apprezzare i dolci, il buon cibo e soprattutto quello che è Tortorici con tutta la sua storia antichissima. Grazie Lidia, grazie Giulia. Ciao. E al prossimo video.